Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. Catania, fiumi di droga trasportati in un tir, arrestato un trentenne campano, sequestrati 64 kg di stupefacenti del tipo cocaina destinati alle piazze di spaccio del catanese. Avrebbero fruttato 13 milioni di euro. Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare le fiamme allo stabilimento Ecomac di Augusta. Fioccano le ordinanze sindacali per tutelare la popolazione dal pericolo diossina. La procura di Siracusa apre un'inchiesta. Si fittisce il mistero intorno alla strage Borsellino a pochi giorni dal 33° anniversario. Il ritrovamento delle intercettazioni dell'inchiesta mafia appalti potrebbe creare collegamento fra le due vicende. Palermo vive un'altra giornata da bollino rosso per il caldo, record di telefonate al 118 da parte degli anziani e troppi gli accessi al Di Cristina di bimbi piccolissimi per disidratazione, stop alle carrozze trainate dai cavalli per le alte temperature. Dalla moda anni 60 all'intramontabile intero accontentano le esigenze di tutte le donne le tendenze estate 2025 nel settore costumi. Bagno di folla e di affetto per Lello Analfino in concerto nella sua Agrigento, Piazza Marconi gremita fra ritmo, messaggi di pace e un omaggio speciale alla città. Calciomercato, tante le trattative avviate per le siciliane di B&C con l'avvicinarsi della nuova stagione, club in corsa per consegnare agli allenatori i colpi che servono a migliorare la rosa. Ben trovati a Catania, sono stati sequestrati 64 kg di cocaina ed è stato arrestato un trentenne di origini campane. L'uomo trasportava il quantitativo che avrebbe fruttato circa 13 milioni di euro all'interno del tir che conduceva. Desiree Ferlito. Fiumi di cocaina destinati al mercato del catanese viaggiavano su un tir rintracciato nella zona industriale di Catania. Tra il fondo e le pedane della merce trasportata, la Guardia di Finanza, con il supporto dell'unità cinofila, ha scoperto abilmente occultati 2 borsoni di colore scuro, contenenti ben 64 kg di panetti di sostanza stupefacente. I militari hanno identificato e arrestato un trentenne di origini campane. Ad insospettire gli agenti delle Fiamme Gialle durante il controllo è stato l'atteggiamento particolarmente nervoso dell'uomo. Da qui la scelta di una perquisizione più approfondita del mezzo pesante. La droga ritrovata avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 13 milioni di euro. Come se non bastasse, il grosso carico di cocaina, all'interno di un cassettino portaoggetti è stato trovato anche un piccolo quantitativo di hashish, oltre a denaro in contanti. L'uomo arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. E non è bastato un intero giorno per spegnere l'incendio. Lo stabilimento Ecomac di Augusta, rifiuti, soprattutto plastica, ancora in fiamme. I sindaci intanto attraverso ordinanze invitano a restare a casa i cittadini, mentre chi abita nei comuni limitrofi ha paura. Il rischio è quello della diossina. Francesco Aloi. Brucia ancora lo stabilimento di Augusta, andato a fuoco ieri, dove si smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi. Vigili del fuoco e protezione civile lavorano incessantemente per spegnere i focolai di plastica compattata che continuano a sprigionare fumi nell'aria. Stamattina la nube di fumo era meno densa, ieri invece era così. Adesso però c'è paura per la diossina. Spetterà ai tecnici dell'ARPA dare risposte sulla qualità dell'aria e su eventuali rischi per la salute. E in via precauzionale i sindaci della zona invitano i cittadini a restare a casa. A Priolo il primo cittadino Pippo Gianni ha firmato un'ordinanza urgente che dispone anche lo sgombero delle spiagge. Quello di ieri è il secondo incendio grave in 3 anni, nello stesso stabilimento, e la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare se il rogo ha natura dolosa o se vi siano state carenze di misure di sicurezza.
Queste immagini tanto stanno facendo il giro del web, ma la nube, come detto, spaventa i cittadini. La preoccupazione è tanta. Sicuramente la situazione preoccupa perché è inconcepibile che dopo il primo incidente di qualche anno fa non siano state prese le dovute precauzioni. L'incendio alla Ecomac si aggiunge ai fumi delle raffinerie. Respiriamo veleni, siamo nel triangolo della morte. Troppi casi di cancro, giovani morti di cancro ci sono in questo periodo. Quando gira il vento che viene verso qui, a volte si sente puzza di gas. Non si può abitare più ad Augusta, qua ci conviene che ne scappiamo di questo paese. Per spegnere del tutto le fiamme, secondo i vigili del fuoco, serviranno ancora diverse ore. Si infittisce il mistero intorno alla strage Borsellino, della quale ricorre, lo ricordiamo appunto, il 33esimo anniversario tra pochi giorni. Il ritrovamento delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti potrebbe infatti creare un collegamento fra queste vicende. Ma sentiamo meglio nel servizio di Manlio Viola. Il ritrovamento di nastri e brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia e Appalti di 35 anni fa apre un nuovo spaccato in un'altra inchiesta, quella sul depistaggio per la strage di Via D'Amelio, aperta a Caltanissetta. I PM nisseni mesi fa hanno iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra l'ex magistrato antimafia palermitano Gioacchino Natoli e l'ex procuratore Giuseppe Pignatone, sospettati di aver insabbiato quella indagine che Borsellino poco prima di morire avrebbe voluto riaprire. Ma la difesa dell'ex PM dimostrò che l'ordine di distruzione degli atti era un provvedimento ordinario disposto su un modulo prestampato che all'epoca veniva usato in tutti i casi di archiviazione e dunque non provava nulla. A Natoli viene contestato dalla procura di Caltanissetta di aver insabbiato il procedimento aperto a Palermo dopo l'invio delle carte da Massa Carrara su presunte infiltrazioni mafiose nelle cave toscane. Lo avrebbe fatto con intercettazioni troppo brevi e nascondendo, d'intesa con un ufficiale della Guardia di Finanza, Screpanti, anche lui indagato, vere e proprie autonome notizie di reato emerse da quelle intercettazioni. Fra queste, la messa a disposizione dell'imprenditore e politico Ernesto Di Fresco in favore del boss Francesco Bonura, nonché una concreta ipotesi di aggiustamento di un processo mediante l'interessamento di Di Fresco stesso nel procedimento pendente davanti alla Corte d'Assise di Palermo, sempre a carico di Bonura per un'accusa di duplice omicidio. Il ritrovamento pone un secondo interrogativo: perché l'ordine di istruzione non fu eseguito? Fatto sta che l'analisi di questi documenti adesso potrà essere dirimente in un senso o nell'altro. Saremo rigorosi, così il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia interviene dopo le ultime inchieste che hanno coinvolto Galvagno e Amata. Luca Ciliberti. Preoccupazione e attenzione. Il caso Sicilia, dopo le ultime inchieste su Galvagno e Amata, scuote il quartier generale di Fratelli d'Italia a Roma e le parole del coordinatore regionale del partito, Luca Sbardella, commissario inviato direttamente da Giorgia Meloni dopo i malumori interni che hanno fatto seguito alla vicenda del deputato Auteri e agli strascichi sul caso Canes e Sicili, non lasciano dubbi. A livello nazionale stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno e Elvira Amata. Girano carte in maniera non regolare, stiamo cercando di capire i fatti e non vogliamo sostituirci ai giudici che cercano reati. Noi valutiamo i comportamenti, anche se non si configurano reati. Siamo rigorosi e non facciamo sconti. Sbardella conferma un'interlocuzione continua con il presidente della regione Renato Schifani, che in queste ore ribadisce che l'assessorato al turismo, anche per il suo governo, sta diventando un problema. Se avessimo un quadro certo come partito potremmo prendere decisioni anche prima delle decisioni della procura, spiega Sbardella, senza escludere la richiesta di dimissioni dello stesso Galvagno in caso di rinvio a giudizio. I nervi, dicevamo, sono tesissimi. Il fatto di spostare a Roma le commemorazioni di Borsellino del 19 luglio, inizialmente previste a Palermo, è già un segnale forte. Ritrovato nella tarda serata di ieri a Sutera, nel Nisseno, sul fondo di una scarpata, il corpo del turista belga di 49 anni che risultava disperso dal 1 luglio. Secondo prime ricostruzioni sarebbe caduto in un burrone con la sua motocicletta. Ad allertare i carabinieri era stata un'amica dell'italo-belga residente a Montedoro che aveva ospitato l'uomo nei giorni che hanno preceduto la sua scomparsa. Palermo è l'unica città siciliana da bollino rosso per il caldo. Le alte temperature bloccano anche le carrozze trainate dai cavalli, tante le telefonate al 118 degli anziani, troppi gli accessi dei bimbi piccolissimi in ospedale. Marco Gullà.
Oltre 35 gradi e ancora una volta giornata da bollino rosso a Palermo per il forte caldo. Record di chiamata al 118 soprattutto da parte degli anziani e sempre più bambini piccolissimi in arrivo all'ospedale di Cristina in stato di disidratazione. E se in molti fronteggiano le ondate di calore andando a mare, c'è chi invece rimane in città, come i tanti turisti che affollano il percorso arabo-normanno. Bottiglia d'acqua e ventaglio, impossibile separarsene. Tantissimi turisti insomma chiedono acqua. Sì, tantissimi. Noi la vendiamo a €1 per rinfrescare la gente, non è che ci guadagniamo chissà che. Per rinfrescare la gente la vendiamo a €1 e siamo qui dalla mattina fino al pomeriggio intorno alle 4, alle 5. Consigli ai turisti in questo momento? Sì, una bella granita o una bella acqua bella fredda e rilassarsi e godersi questa bellissima città. Già se ne va a mare, l'unico modo per fronteggiare questo caldo è andarsene a mare o stare dentro una grotta. E a mare c'è chi è andato percorrendo la 19 Palermo-Catania. Dopo la rimozione dei tanto discussi cantieri, il traffico è certamente più scorrevole. Non si registrano particolari disagi. Il forte caldo non abbandonerà il capoluogo anche nei prossimi giorni e infatti per le alte temperature scatta il divieto di circolazione per le carrozze. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla. La decisione è stata assunta in merito alle comunicazioni della Protezione Civile sull'eccezionale ondata di calore che investirà la Sicilia nei prossimi giorni e vista anche la relazione dell'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli. Sequestri e multe della polizia in 2 ristoranti di Scordia nel Catanese. In tutto sono stati distrutti 44 kg di alimenti di vario genere privi di tracciabilità. Scoperti 5 lavoratori in nero su 6, uno dei quali aveva meno di 16 anni. Uno dei locali per questo è stato chiuso con una multa di 14.300 euro. Uno dei dipendenti ha cercato di allontanarsi ma è stato immediatamente bloccato e identificato. A quel punto ha tentato di farla franca dicendo di aver usufruito della toilette del ristorante, ma i poliziotti hanno notato sui suoi abiti tracce di farina. La titolare dell'attività ha poi confermato che l'uomo svolgeva la mansione di aiuto pizzaiolo. A Catania strisce bianche sempre più rare, in centro solo stalli a pagamento riservati alle forze dell'ordine, tempi duri anche per i portatori di handicap. Tonino De Mana. Nel cuore di Catania non si trovano neanche con il lanternino. Cercasi strisce bianche, ormai sostituite da stalli blu a pagamento e gialli, riservati alle forze dell'ordine. Un chiaro esempio è il perimetro di Piazza Verga, dove specie di mattina, per la presenza del tribunale, trovare un posto equivale ad un terno all'otto e va peggio ai soggetti portatori di handicap. Nella zona del tribunale non ci sono strisce bianche, nella zona del tribunale ci sono pochissimi stalli disabili, malgrado dovremmo avere un rapporto di 1 a 20, un posto disabile ogni 20 posti a pagamento. E poi ci sono i paradossi. Il car sharing è stato sospeso l'1 maggio a Catania. Malgrado ciò io l'8 maggio sono stato multato e malgrado nella mia autovettura avesse esposto il CUDE. L'opposizione sollecita verifiche sul numero degli stalli. Il Comune di Catania non ha mai fatto la verifica della quantità di strisce bianche, gialle e quelle a pagamento. Fondamentalmente troviamo la città disorganizzata e invasa da strisce blu. Le uniche strisce gialle che vediamo in più sono quelle delle forze dell'ordine e ci sarebbe da farsi una domanda: tutte le auto che sono parcheggiate sono auto di servizio? E non manca la frecciatina all'amministrazione Trantino sui 15 minuti di cortesia sulle strisce blu approvati dal Consiglio Comunale. L'amministrazione non ha messo ordine, anzi ci ha approvato il Consiglio Comunale con una delibera per istituire nuovamente il quarto d'ora ai autisti, ma in realtà il sindaco sembrerebbe essere contrario. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per occuparci della moda costumi di quest'estate. Siamo tornati in studio, ci occupiamo adesso di moda costumi per questa estate 2025, una moda che accontenta certamente le esigenze di tutte le donne, ma sentiamo Desiree Ferlito. Dall'iconico bikini con i laccetti alle tinte unite o le stampe coloratissime, fino all'elegantissimo costume intero. Iniziata con la bella stagione la ricerca dell'outfit perfetto da spoggiare in spiaggia. C'è chi preferisce non sbagliare. Per me il nero no, assolutamente non si sbaglia mai.
e che sceglie l'intramontabile fiorato. Si tiene a essere anche, diciamo, alla moda al mare? Sì, diciamo di sì. Niente di più semplice allora che avere una guida ai costumi dell'estate 2025, da cui prendere ispirazione in vista di una giornata di shopping. Tendenza di quest'anno sicuramente il laminato in diversi colori e modelli, il triangolo, il top. Il colore di quest'anno è sicuramente il marrone, anche questo in diversi modelli. Il lurex, che non manca mai ogni anno, quest'anno in particolare dai toni del blu e turchese, oppure dei paillette per dare un tocco di luce. Quindi non si passa inosservata in spiaggia? Assolutamente no. Paillette e colori sgargianti per chi non vuole passare inosservata. Di gran moda per le più particolari è il trichini, scolpisce il corpo con intagli e silhouette architettoniche. In questo caso molto scollato davanti e dietro. L'animalier, tornato con prepotenza da qualche anno, conquista i beach club più esclusivi del Mediterraneo. E anche questo con un sotto con il taglio a V un po' più alto. Il taglio dello slip è sicuramente la novità. Quest'anno è di grande tendenza la cosiddetta forma V. Lascia più scoperti i fianchi e slancia la silhouette avvicinandosi alla moda anni 60. Questo per esempio con un taglio a V abbastanza alto, questo doppino che ricorda appunto questi anni e i colori ovviamente molto freschi. Ad ognuno il suo bikini, prepariamoci a scendere in spiaggia con stile ed eleganza con i costumi più cool del momento. Adesso la musica, l'abbraccio della sua Agrigento a Lello Analfino in concerto con la T-Orchestra, sicuramente una serata particolare per Analfino tra ritmo, messaggi di pace e un omaggio speciale alla città. Davide Sardo. Un tripudio di emozioni e musica in piazza Marconi ad Agrigento per il concerto di Lello Analfino e della T-Orchestra nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Il live, tappa del Testa e Cuore Tour, è stato un inno alla pace e un invito alla resistenza collettiva. Sul palco l'artista agrigentino, oggi trapiantato nel palermitano, ha incantato il pubblico con i nuovi brani, tra cui Testa e Cuore. Accanto a lui l'energia travolgente della T-Orchestra, 9 musicisti d'eccezione per un repertorio ricco di storie, suoni e memoria. Gran finale con l'omaggio alla sua città, 9200. Ovunque voi siate, qualsiasi cosa facciate, siete e resterete giurgittani per tutta vita! Un concerto che resterà nel cuore. Noi ci fermiamo ancora nell'ultima parte del nostro telegiornale, il calcio mercato e il padel. A tra poco. E siamo al calciomercato, si avvicina la via della nuova stagione con ritiri precampionato delle squadre che devono trovare una fisionomia sul mercato. Tante le trattative in corso per tutte le squadre siciliane. Francesco Triolo. Un tassello dopo l'altro a Palermo. Si sta ragionando così la trattativa ai dettagli con Elia, adesso libera attenzione per il ruolo di portiere. L'obiettivo è quello di riportare Audero, ma Ossi sta tenendo d'occhio altre situazioni, anche interne. Ad esempio, durante il ritiro si vogliono valutare le condizioni fisiche di Gomis. Non è detto che possa toccare a lui. A Catania c'è la necessità di fare presto, di accelerare le operazioni, perché il ritiro è tra meno di 10 giorni e l'obiettivo, neanche tanto nascosto all'inizio del mercato, era quello di dare a Mimmo Toscano una rosa quanto più completa e ridotta possibile per consentirgli di lavorare da subito su un gruppo ben definito. L'addio con Inglese impone delle soluzioni di un certo peso davanti, per questo il direttore sportivo Pastore sta valutando con una certa attenzione Simone Corazza dell'Ascoli, ma sul suo taccuino ci sono anche nomi come Finotto, Comi, Anatriello
Non è una punta, ma comunque un giocatore offensivo, Michele D'Ausilio, che ad Avellino viene dato come sondato dal Catania. D'Ascoli, toscano, vorrebbe anche Barone, altro ex del Cesena. Il capitolo uscita è quello più complicato. La Salernitana, dopo Inglese, potrebbe buttarsi anche su Cicerelli, Montalto potrebbe andare in Serie D, De Rosa. Il Siracusa ha una priorità, il direttore sportivo. Le voci convergono su Antonello Laneri, ma non c'è l'ufficialità. Dopo maggio ha salutato anche Sus, in entrata c'è interesse per Franzoni nella primavera del Torino e per il centravanti Giacomo Corona, figlio di Re Giorgio, del Palermo, ma l'ultimo anno a Pontedera. Il Trapani invece si è tuffato con convinzione su Matteo Battistini, difensore centrale che stava per rinnovare con il Lecco. La proposta dei Granata, però, importante dal punto di vista economico e della durata un biennale, potrebbe avere la meglio. La Sicilia tra le prime regioni d'Italia dove si gioca a padel. Crescono a dismisura i campi, ma anche le scuole. Marco Gullà. La Sicilia si conferma regione che fa da traino al padel in Italia, consolidando numeri e primati che raccontano la crescita esponenziale di questo sport nell'isola, con 872 campi da gioco e 337 strutture circoli, è oggi la terza regione in Italia per numero di campi e club, superata solo da Lazio e Lombardia. Siamo tra le prime regioni in Italia come numero di tesserati, come numero di campi. Delle 337 società affiliate, ben 190 fanno attività di padel. Ma è sul fronte della formazione che arriva il sorpasso. Secondo i dati della FTP, con 87 scuole di padel attive, la Sicilia è oggi la prima regione italiana per numero appunto di scuole, superando il Lazio e la Lombardia. Il successo del padel in Sicilia è testimoniato anche dai numeri dei campionati assoluti che si stanno giocando adesso al TC2 e che hanno ben 100 iscritti. Il successo di tutto il movimento è frutto di un lavoro di squadra. Il padel è ormai presente in 127 comuni siciliani e dunque nel 32% di tutti i comuni della regione. In pratica un comune su 3 in Sicilia ha almeno un campo di padel, ben al di sopra della media nazionale che si ferma al 22%. Siamo anche tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda l'attività di base, il TPRA, sia come numero di squadre iscritte ai vari campionati, sia come tornei svolti, come numero di iscrizioni nei vari tornei, quindi numeri in crescita in ogni settore. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale per il momento finisce qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Sicilia 24 su Telecolor alle ore 19. A tutti voi una buona domenica.